Dal 28 ottobre presso la Galleria d'Arte Moderna Carlo Rizzarda si è tenuta la mostra Valerio Bellati Alchimie cromatiche, un evento espositivo dedicato a un artista la cui famiglia ha origini feltrine e la cui pittura, definita raffinata e lirica, è caratterizzata da impasti preziosi modulati su un tenue contrasto di toni e colori. Questa donazione va ad impreziosire tutta la nostra galleria, un altro autore feltrino importante che ringraziamo infinitamente per questa donazione. Vediamo che questa nostra galleria ogni altro anno si impreziosisce di qualche opera, di qualche pezzo, che quindi va a valorizzare ulteriormente questo museo che è già di fama conosciuta. Bellati, pittore feltrino, e quindi è ritornato a casa. Della donazione lo ringraziamo immensamente, così il nostro museo, la Galleria d'Arte Rizzarda e anche il Museo Civico avrà adesso un'ulteriore opera molto molto importante di un suo figlio, quindi Bellati. Un successo e un'accoglienza che hanno appunto spinto il figlio dell'artista, scomparso Vittorio Veneto e a un secolo dalla sua nascita, a donare al comune un'opera del padre. Il minimo che potevo fare era donare un'opera del papà a questa amministrazione, insomma, tutto qua. Come è andata la mostra? La mostra, come ho detto, è andata benissimo, un afflusso enorme di persone, un sacco di persone che sono venute anche da fuori regione e ho avuto apprezzamenti notevoli anche per il contesto in cui è stata realizzata, il palazzo qui, stupendo, e la cornice di feltre antica che indubbiamente è bellissima.